All'Accademia delle Belle Arti di Agrigento si è tenuto un incontro su arte e filosofia, curato dal dottore in scienze filosofiche Danilo Serra e coordinato dal professore Carmelo Capraro, con lo scopo di far riscoprire la bellezza dell'arte, intesa come rivelazione proprio sulla scia del pensiero del filosofo Heidegger, il quale nel suo saggio intitolato L'origine dell'arte ritrova l'essenza dell'arte stessa nel dipinto di Van Gogh Un paio di scarpe. Incontrerò Van Gogh, che sarà uno dei grandi esempi che faremo oggi, però introdurremo il discorso partendo da lontano. Si parlerà di bellezza e quindi l'origine della bellezza, quindi faremo un piccolo excursus sulla storia dell'arte universale, incominciando a capire dove l'uomo ha avuto l'esigenza, la necessità di arricchire, ingentilire fin dall'inizio la sua vita e ripercorrere pian piano tutto quello che poi si dipanerà nel mondo dei beni culturali e nel mondo della storia dell'arte in generale. Un messaggio positivo, ovviamente, cioè un messaggio dove la cultura, l'arte e la bellezza sono i protagonisti, e poi l'arte come rivelazione, appunto il titolo di questo incontro, proprio perché pone l'accento su due termini che in un certo senso sono equivalenti: l'arte e la rivelazione, l'arte come gesto rivelante e la rivelazione a sua volta come gesto artistico. Se c'è un messaggio che oggi si vuole dare, il messaggio è proprio che l'arte, la bellezza, la cultura in generale non sono semplicemente delle cose, tra virgolette, che ci servono a sopravvivere, ma forse sono la vita.